Ogni promessa è un debito, o meglio un impegno verso tutto il territorio, se parliamo di opere come il bacino di laminazione Agnoguà, sul taccuino delle infrastrutture da realizzare dalla Regione Veneto dal 2010, dopo la tragica alluvione nel Vicentino. Un investimento di oltre 40 milioni di euro, un bacino, quello di Tristino e Arzignano, costruito in 8 anni per proteggere e preservare dalle piene fluviali tutta la zona del Basso Vicentino, la Bassa Padovana e parte della provincia di Verona e Venezia. Sono tre casse di espansione che riescono a contenere 3 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua, 80 ettari di area interessata e che consentono di tenere la portata di questo corso d'acqua all'Agno al di sotto dei 300 metri cubi al secondo, che è una portata che poi, scendendo a valle insieme all'altro bacino di laminazione che c'è più a valle, quello di Montebello, consente di far transitare nel territorio della Bassa Vicentina e Padovana una quantità d'acqua che consente di garantire la sicurezza dei cittadini. Un'inaugurazione del bacino solo formale, attivato infatti già durante l'ultima ondata di maltempo. Il bacino appunto l'abbiamo visto in funzione nelle scorse settimane e ha fatto naturalmente il suo dovere, quindi ha smaltito queste ondate di piena, evitando così ulteriori allagamenti in altri territori. Ha salvato il territorio. Sì, ha salvato il territorio in questo caso e quindi possiamo dire che è un'opera ben fatta e ben realizzata che è arrivata a compimento, quindi dobbiamo ringraziare in questo caso la Regione Veneto. Un'area verde di 80 ettari completamente riqualificata e a servizio dell'intera comunità. Oggi abbiamo inaugurato un'opera che ci fa fare 2 scalini in più, uno per la sicurezza idraulica, che è la cosa per cui è nata quest'opera, ma uno anche, insomma, parliamo di qualità di vita, credo che oggi a Trissino possiamo dire di avere un qualcosa per fare qualità di vita, perché queste passeggiate, queste piste ciclabili immerse nel verde ovviamente sono una riprova. Ieri anch'io con la mia famiglia sono venuto qui e vedere 1 migliaio di persone tutte felici, dall'anziano alla persona, al bambino, che frequentavano questo posto, credo che sia la vittoria più grande. Ed erano in centinaia i cittadini presenti all'inaugurazione, una folla che racconta l'importanza dell'opera per tutto il territorio. I cittadini, quando vedono l'amministrazione che lavora e produce, sono presenti per ringraziare e per riconoscere questo lavoro. Se vivi di chiacchiere i cittadini non vengono.